Come gestire il proprio patrimonio in beni mobili? Parliamo della custodia. Importante è la diversificazione. Una piccola parte del proprio patrimonio è bene custodirla in cavù presso istituti bancari, un'altra piccola parte a disposizione presso le cassaforti dei nostri appartamenti, mentre una piccola parte, perché no, custodirla sotto il materasso come raccontavano le nostre nonne. Ma in tutti i casi la conoscenza dei propri beni di famiglia diviene necessaria per garantirci sicurezza e progettualità. Prima di procedere al deposito presso qualsiasi cassaforte, sia essa in casa o presso istituti bancari, per cautelarci da quelli che sono i rischi accidentali che possono essere furti o rapine, occorre stipulare un inventario descrittivo e fotografico in modo da blindare il valore economico del nostro patrimonio. Questo ci consentirà di stipulare contratti congrui con le assicurazioni e con le banche in relazione all'effettivo valore dei nostri beni. Ma qualora non l'avessimo fatto, senza un inventario, come procediamo in caso di furto, di rapina in appartamento o in banca? Come possiamo essere certi di essere risarciti del valore dei beni della nostra famiglia? L'assicurazione e la banca ci chiederanno inevitabilmente di dimostrare il valore e l'entità del patrimonio perduto. È qui che la figura del perito orafo diviene fondamentale. Occorrerà recuperare tutte le dichiarazioni di vendita, certificati di garanzia, dichiarazioni che attestino le riparazioni presso negozi e le gioiellerie di fiducia, al fine di poter stipulare una relazione di consulenza tecnica di parte che quantifichi la storia e il patrimonio familiare perduto. Solo in questo modo saremo capaci di procedere ad un'azione per il risarcimento del danno subito, cercando di farvi ottenere il massimale garantito dalle assicurazioni. Contattaci ora, siamo un team di consulenti esperti nel settore orafo. Ci troviamo alla Gioielleria Caruso, nel cuore di Borgo Refici, a Napoli.